oggi davvero inspiegabili, paradossali, contraddittori. Oggi c'è un'immagine del siciliano che è più simile ai messicani dei cartoni animati, siciliano che gli piace fare la dieta, siciliano che non gli piace lavorare, siciliano che è mafioso, siciliano che è superstizioso, siciliano che è arretrato. Io ho studiato nell'ultimo anno la nostra storia e posso dire che il siciliano è sempre stato all'avanguardia. Solamente negli ultimi 60 anni di cronaca nera in tutti i sensi, cronaca nera non solo nei contenuti, perché stragi, eccidi, omicidi mirati ancora oggi non hanno un colpevole, non solo in sede storica, ma in sede giudiziaria. Quindi noi, oggigiorno, non conosciamo la nostra storia, ma vediamo ancora oggi irrisolti numerosi crimini, numerosi eccidi, stragi che hanno decapitato quanto di meglio la Sicilia aveva partorito come risorse umane. Per concludere vi ricordo che noi abbiamo avuto 3 premi Nobel nella letteratura durante il Novecento. Ricordo che era siciliano Riina, ma era siciliano Falcone, era siciliano Badalamenti, era siciliano Borsellino, era siciliano Peppino Impastato, era siciliano Pirandello, era siciliano Bufalino, era siciliano Sciascia.